smog, Treviso costretta a inasprire i blocchi, da domani scattano i divieti estesi anche ai diesel. Euro 4 sotto accusa i Panevin dell'Epifania, ma la giunta replica: abbiamo sforato ben prima dei falò. Giornata drammatica sulle strade della Marca, a Preganzò 19enne investita da un'auto, a Casale sul Silo un 60enne artigiano di Mogliano si ribalta col furgone, entrambi gravi in ospedale. Sabato scorso aveva investito un 58enne a Resana, scappando, identificato il pirata, una ragazza di 23 anni che dopo l'incidente è andata a fare shopping con il fidanzato. Caccia al bandito che ha tentato di rapinare il bar talismano a Vacil di Breda, minacciando con un cacciavite puntato alla gola la barista, il racconto della 72enne e della figlia. Cancellato il treno delle 6 del mattino da Mestre per Roma, molto frequentato da imprenditori e artigiani per i loro affari nella capitale, mondo produttivo sul piede di guerra. Candidati da tutta Italia al concorso pubblico per 4 posti da infermiere indetto dall'ULSS 2, oggi a Castelfranco l'inizio dell'ultima fatica, la prova orale. Il gattino resta incastrato in un tratto di fognature e a Montebelluna i vigili del fuoco riescono a salvarlo smontando un pezzo di vialetto. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. E in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, parliamo di PM10, di allerta arancione, quella che scatta domani a Treviso, e quindi per lo smog anche il capoluogo della Marca è costretto a inasprire i blocchi secondo l'ordinanza contenuta nell'accordo del bacino padano. Da domani scattano dunque i divieti, stop anche alle auto diesel Euro 4, inevitabilmente. Visto il weekend appena trascorso, sotto accusa finiscono i Panevin dell'Epifania. Neanche il tempo di ritornare in vigore dopo la sospensione per le feste, che l'ordinanza antismog viene immediatamente inasprita dopo ripetuti giorni di sforamento della soglia tollerata di polveri sottili nell'aria, con il picco della notte dei Panevin. Da domani l'allerta da verde passerà ad arancione, con il risultato che dalle 8:30 alle 18:30 non potranno circolare nel territorio comunale di Treviso le auto a benzina Euro 0 e 1, le diesel da 0 a 4 e i furgoni da Euro 0 a 3. Abbiamo 4 sforamenti consecutivi e quindi dobbiamo passare a livello arancione. Questo secondo l'ordinanza che abbiamo recepito rispetto a quella che è la regione, e quindi in livello arancione anche gli Euro 4 diesel non potranno circolare per auto private. Fatto sta che nella notte dei falò da Treviso allo Pitergino le PM10 sono schizzate oltre i 300 microgrammi per metro cubo. Panevin quindi responsabili delle condizioni meteo di queste ore. In molti, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, puntano il dito contro i Panevin e chi li ha in qualche modo liberalizzati. Questo non è assolutamente vero, tanto è vero che abbiamo verificato alle 18 prima dei Panevin eravamo già in un livello di sforamento e siamo ritornati esattamente allo stesso valore il giorno dopo. Questo vuol dire che purtroppo le condizioni climatiche sono quelle che sono in questo momento, con una forte inversione termica, e saremmo comunque stati nella situazione arancio nonostante i Panevin. C'è da fare i conti con un problema ben più vasto, prosegue l'assessore, e cercare di affrontare il nodo inquinamento con soluzioni radicali, soprattutto sul fronte degli impianti di riscaldamento. Nel frattempo non rimane che adeguarsi. Da verificare, e suggerisco a tutti di verificare le deroghe che sono previste nell'ordinanza, che sono reperibili tramite il nostro sito internet. Suggerisco a tutti i cittadini peraltro di registrarsi al sito SMS, che li avviserà immediatamente quando c'era rientro all'allerta verde. Torneremo invece a parlare dei Panevin, l'altra faccia, l'altro volto, quello della festa e della tradizione, nella seconda parte del telegiornale. Adesso la cronaca che ci porta a parlare di una giornata drammatica sulle strade della nostra provincia. 2 gravi incidenti oggi nella Marca. Nel primo pomeriggio, l'ultimo in ordine di tempo, a Lughignano di Casale sul Sile, in via Nuova Trevigiano, dove un furgone è uscito autonomamente di strada capovolgendosi, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. Ferito in modo molto grave il conducente, un artigiano moglianese di 60 anni. Per estrarlo dall'abitacolo i vigili del fuoco di Treviso hanno lavorato a lungo. Trasportato con l'ambulanza al Cafoncello, l'uomo è in prognosi riservata. A causare la fuoriuscita del mezzo forse un malore o una distruzione. L'altro grave incidente stamane poco prima delle 7 a Frescada di Preganziolo, lungo il terrario, dove una ragazza di 19 anni di nazionalità francese domiciliata nella zona è stata travolta invece da una vettura mentre attraversava la strada nei pressi dell'incrocio con via Franchetti. Forse a causa dell'oscurità il conducente della vettura, un 40enne di Treviso, non ha visto la giovane, l'ha investita in pieno. La giovane, subito soccorsa dai sanitari del SUO in 118, è stata trasportata all'ospedale Cafoncello e le sue condizioni restano molto gravi. Sull'episodio indaga la Polstrada di Castelfranco. Ha invece indagato la polizia locale
della zona della Castellana, sull'altro grave episodio che era successo sabato pomeriggio, quando un 58enne era stato investito, travolto da un'auto a Resana, auto che poi era scappata. È stato identificato e denunciato il pirata, è una ragazza di 23 anni. Ha investito con l'auto un uomo di 56 anni che stava attraversando la strada, ferendolo gravemente. Poi, come se nulla fosse, è andata con il fidanzato al supermercato. È stato identificato il pirata della strada che sabato pomeriggio ha travolto un pedone in centro a Resana. È una ragazza di 23 anni, residente in un comune limitrofo. Era alla guida di una Y10 intestata ad un familiare. A 3 ore dall'incidente la polizia locale della Marca Occidentale, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza di un passante, è riuscita ad identificarla. Una ad una sono state controllate le vetture transitate per quell'incrocio sulla Castellana fino ad arrivare all'auto pirata. In un primo momento la giovane ha negato il coinvolgimento nel sinistro. Alla fine, messa alle strette dagli agenti, ha confessato le proprie responsabilità nell'investimento dell'uomo, tuttora ricoverato all'ospedale di Treviso. Ha riportato serie lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La donna è stata denunciata a piede libero per fuga, omissione di soccorso e lesioni e rischia da 3 a 6 anni di reclusione. La patente gli è stata ritirata e verrà sospesa da 1 a 3 anni. Il sindaco di Resana, Stefano Bosa, ringrazia la polizia locale per la risoluzione tempestiva del caso. Resta la preoccupazione per il fatto che la giovane alla guida non si sia fermata a prestare soccorso, andandosene a fare shopping come se nulla fosse accaduto. Bisogna lavorare, conclude il primo cittadino, per alzare il senso civico di questi ragazzi. La sicurezza adesso con la caccia al rapinatore che sabato sera all'orario di chiusura ha tentato di rapinare il bar Talismano a Vacil di Breda, minacciando con un cacciavite puntato alla gola la barista 72enne. I carabinieri avrebbero identificato l'uomo, ma al momento è irreperibile. Intanto la voce di chi ha vissuto quei momenti di paura. Sentiamo. Ma era uno mai visto, ma tranquillo, tu capito? Lavo su un'ombra, vuoi giocare a macchinette, vuoi a tante robe. E poi mi tira fuori sto cacciavite, bello lungo. E cosa ha detto? Cosa ha detto? Fuori, voglio la cassa. 2 o 3 volte voglio la cassa. Lo stupore, poi la paura nel vedere quell'uomo che sembrava un tranquillo cliente estrarre un cacciavite e puntarglielo alla gola. È ancora sotto shock Bruna Rosa Bernardi, 72 anni, minacciata sabato sera da un rapinatore all'interno del bar di famiglia al Talismano di Vacil di Breda. Ad assistere alla scena anche i 2 nipotini di 12 e 9 anni e poi genero e figlia che, accorsi alle grida della donna, hanno messo in fuga il bandito. Bambini, la mamma terrorizzata, io ero abbastanza incazzata, cioè io sì, io ho detto ai carabinieri, se c'è fucile, pistole, alzo le mani, ma se è un coltello, un cacciavite, no, tiro quello che ho in mano, cioè proprio non vado a problemi, se ho distanza ti mando giù, non mi interessa. Con la stessa freddezza con la quale aveva estratto il cacciavite, il rapinatore è uscito dal locale ed è fuggito a bordo di un'auto azzurra, non senza rivolgere un "tanto non è la mia" ai testimoni che stavano annotando il numero di targa. Ed è proprio grazie alle informazioni di chi ha assistito alla scena che i carabinieri avrebbero già identificato l'uomo. C'è un nome ed un cognome, ma al momento il presunto responsabile della tentata rapina è irreperibile. Non si spegne l'eco delle polemiche, il dibattito sul decreto sicurezza, il cosiddetto decreto Salvini. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, la presa di posizione forte dei sindaci del Partito Democratico e il dibattito all'interno dell'ANCI. Intanto, dopo i sindaci del Carroccio, scende in campo a favore del provvedimento anche Forza Italia. Lo scontro sul decreto sicurezza, anche Forza Italia si allinea sulla posizione dei sindaci leghisti della Marca Trevigiana che dopo la bufera sollevata dai loro colleghi ribelli hanno scritto una lettera all'ANCI sottolineando la bontà del provvedimento targato Salvini. La nostra posizione è sempre stata una posizione che porta nella direzione della massima legalità, tra l'altro oggi abbiamo un decreto che è il decreto sicurezza, io penso che ogni sindaco sia tenuto a rispettare la legge, tra l'altro una legge che ci vede anche favorevoli, per cui per me non
c'è alcun problema nel dare via libera a quello che è il decreto sicurezza. È stato votato, è stato approvato, per cui oggi è legge e le leggi vanno rispettate. A suscitare le perplessità dei cosiddetti sindaci ribelli la parte del decreto sicurezza riguardante i migranti. Negli ultimi giorni sono stati sollevati dubbi circa la costituzionalità del provvedimento. La mancata iscrizione anagrafica di stranieri con permesso di soggiorno determinerebbe l'impossibilità di accesso a servizi fondamentali e garantiti come la libertà di movimento e il diritto alla salute, oltre a creare un esercito di invisibili facili prede della criminalità. Noi abbiamo la maggior parte che sono perfettamente integrati, c'è un'altra parte alla quale bisognerà sicuramente dare risposta, però non possiamo permetterci che ci sia l'assenza completa di regole che c'è stato fino ad ora. Circa gli appelli della Chiesa alla riapertura dei porti, il sindaco di Conegliano e coordinatore provinciale di Forza Italia ha una posizione molto chiara. Penso che la Chiesa sia giusto che faccia le proprie proposte e che i parroci facciano le proprie prediche. Per quanto riguarda noi sicuramente, come ho detto prima, dobbiamo applicare la legge. Torniamo a Treviso, nel capoluogo della Marca, con ragazzini minorenni scatenati durante queste festività, alla fine delle festività natalizie, con numerosi atti vandalici. Nel parchetto di Via Albona, ad esempio, nel quartiere dell'Immacolata, un gruppetto di teppisti ha pensato bene di bruciare materiale plastico, facendosi però accogliere sul fatto dalla polizia locale, che ha già convocato in questo caso i genitori dei minorenni. Nello spazio verde di Santa Maria del Rovere invece è stata divelta la recinzione, rotti contenitori di vetro, rovinate segnaletiche e giostrine, con tanto di bicicletta, come vediamo, incastrata su un'altalena, imbrattate le panchine. In questo caso ancora non è stato possibile individuare i responsabili. Sono episodi molto gravi che non intendiamo tollerare, anche perché comportano una spesa di soldi pubblici, sono le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. Abbiamo già richiesto un intervento di manutenzione straordinaria per l'area verde di Santa Maria del Rovere. In ogni caso, aggiunge il primo cittadino, porteremo telecamere di videosorveglianza nei quartieri per evitare ulteriori episodi di disordine e di degrado. Ed ora ancora la cronaca con il pensionato trevigiano morto durante il pellegrinaggio a Meggiugori. Giovedì ci sarà l'addio. Verranno celebrati giovedì pomeriggio nella chiesa arcipretale di Postioma di Paese i funerali di Giovanni Girotto, il 66enne morto sabato mentre saliva a piedi sul Monte dell'Apparizione di Meggiugorie. Il trevigiano era in gita assieme ad un gruppo di pellegrini, un'ottantina di persone, sarebbero dovuti rientrare nella Marca sabato sera. Un viaggio religioso che il 66enne assieme alla moglie aveva organizzato nei minimi dettagli. Viaggio che purtroppo si è concluso in tragedia. Il 66enne si è sentito male a metà della salita, accasciandosi sul sentiero. A nulla sono valsi i soccorsi. La notizia della prematura scomparsa di Giovanni Girotto ha destato profondo cordoglio a Postioma, dove il pensionato era molto conosciuto e stimato. Giovedì alle 15 l'ultimo saluto, mercoledì sera la recita del Rosario nella parrocchiale di Postioma. La pagina economica adesso è una polemica forte, quella di Unioncamere del Veneto, e qual è il casus belli? La cancellazione di un treno molto importante per imprenditori e artigiani della Marca e veneti, il treno delle 6 del mattino da Mestre per Roma, molto frequentato proprio da artigiani e imprenditori. È una battaglia trasversale, vede mondo della rappresentanza, istituzioni pubbliche come la Camera di Commercio, sindacato, ordini professionali, ormai tutti quanti sono consci di questa mancanza di rispetto nei nostri confronti. La mancanza di rispetto che ha mandato su tutte le furie il mondo produttivo trevigiano e veneto è la soppressione del treno che la mattina partiva da Venezia, destinazione Roma, ore 6:40, e che consentiva poco dopo le 9:30 di raggiungere la capitale con un traffico accettabile e uffici ministeriali appena aperti. L'industriale, l'artigiano, l'amministratore di turno aveva tutto il tempo di sbrigare le proprie cose e salire sul treno del ritorno nel pomeriggio, così da rientrare a casa in serata. La corsa è stata inspiegabilmente cancellata e contro questa decisione il presidente di Unioncamere Mario Pozza ha deciso di mettersi alla testa di una vera e propria rivolta. Noi non mettiamo limiti allo sforzo economico, sociale che sta facendo questo territorio, i dati sono chiari, sono sotto gli occhi di tutti, però non tolleriamo che a questo punto neppure un treno non si possa mantenere perché ci dicono che probabilmente non era completo. Corsa antieconomica, secondo il gestore, perché non registrava pienoni, ma era un collegamento fondamentale, dicono gli operatori economici, tra il Veneto e la capitale.
questa nostra realtà ha bisogno di essere libera per poter continuare a affrontare le sfide dell'economia e sostenere questa nostra realtà del nord che è in grado di farlo, e vediamo qual è la situazione in altre parti d'Italia. Non vogliamo essere razzisti, non vogliamo certamente essere egoisti, e lo dimostreremo con i fatti come abbiamo sempre fatto. Autonomia il prima possibile, tuona Pozza, così non si può più andare avanti. Siamo nell'area più sviluppata, più evoluta d'Europa, assieme alla Lombardia, assieme all'Emilia Romagna. Queste regioni sono il traino dell'economia nazionale. Mettiamo il freno anche a queste regioni, allora ritorneremo con la Litorina, e questa Litorina dove ci porterà? Intanto sul fronte lavoro sono arrivati da tutta Italia i candidati al concorso pubblico per 4 posti da infermiere indetto dall'ULSS 2. La prima selezione con lo scritto a Conegliano, oggi a Castelfranco l'inizio della ultima fatica, la prova orale. Uno su 1000 ce la fa. Se non proprio come nel celebre brano di Gianni Morandi, poco ci manca. 4, questo è il numero dei posti a ruolo da infermiere messi in palio, per così dire, dall'ULSS 2. Posti a tempo indeterminato e dunque molto allettanti, in grado di attirare aspiranti sia da vicino che da lontano. Cava dei Tirreni, una provincia di Salerno. Io sono siciliana ma abito a Vicenza, quindi mi sono trasferita da poco per fare questo concorso. Sono da San Donà di Piave. Al concorso pubblico indetto dall'azienda sanitaria trevigiana sono arrivate oltre 2000 domande. Dopo preselezione, prova scritta e prova pratica, i candidati rimasti in corsa sono 1193, per i quali oggi ha avuto inizio la lunga sessione della prova orale, con esami in programma da qui fino ai primi di febbraio. Una settantina al giorno, pochi minuti per ciascun candidato davanti alla commissione giudicatrice riunita presso l'ospedale di Castelfranco. Nell'attesa del proprio turno la tensione è palpabile, alta come le aspettative di chi spera di trovare finalmente il lavoro per cui si è messo studio e impegno. Male. Però siamo ancora, tanti, quindi sarà ancora difficile. Ecco, se superi questo concorso dovrai trasferirti qui per lavorare? Sì, probabilmente. Vedo che comunque Treviso in generale non è male come città. Ho studiato tantissimo, sono veramente in ansia. Probabilmente il tono di voce rende... Gestire un concorso con oltre 2000 domande non è una cosa semplice. Di fatto noi come azienda ci siamo anche appoggiati a un'azienda esterna che ci ha dato una mano nella preselezione e nella prova scritta e pratica, soprattutto per quanto riguarda la correzione delle prove. La graduatoria finale sancirà i nomi dei 4 che otterranno il posto, ma anche per gli altri c'è speranza. Dalla stessa lista, infatti, potranno attingere al bisogno anche le altre ULSS del Veneto. Il mio obiettivo è di entrare in graduatoria, quindi posso essere anche l'ultima dalla graduatoria, ma è importante entrarci. Adesso la pubblicità e torniamo subito per vedere la festa dei Panevin. RC2. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, e allora torniamo a parlare dei Panevin perché le polemiche sul PM10 non hanno certamente impensierito la tradizione di questo weekend appena passato. Vediamo. Musica per dare il via alla festa ad Arcade per il Panevin più alto della Marca. Dalle 6 alle 7.000 persone in piazza per portare avanti una tradizione a cui, smog o no, la gente non vuole rinunciare. Dal palco il presidente del Veneto Zaia, che prima di qui è stato ad accendere i Panevin a Fontanelle, Visnà e Borgo Malanotte, respinge subito al mittente le polemiche. Posso dirvi che questi non sono un popolo di devastatori, di inquinatori come qualcuno vuol dire. Ma ricordiamo che queste sono tutte associazioni di volontariato che fanno il Panevin e poi fanno donazioni dei proventi che raccolgono, questo è bene ricordarlo a tutti. Faive a mattina, cattivo auspicio, non la vede così Zaia che per il 2019 ha grandi aspettative. Qui si dice le faville vanno verso sera, poenta piancagliera, cioè prosperità, vanno verso mattina, tol sul sacco e va a farina, cioè mancherà da mangiare. Io direi che quest'anno vanno verso sera, autonomia piancagliera.
Senta, però li abbiamo visti accendere, mi pare che invece stiano andando un po' a mattina questa crisi. Questa è una domanda, un'affermazione che fate tutti gli anni, poi ho sempre ragione io. Nella notte dei falò livello delle polveri sottili nell'aria elevatissimo. Tra Treviso e Mansuele centraline ARPAV rilevano concentrazioni quasi 7 volte oltre il limite consentito, addirittura 335 microgrammi per metro cubo d'aria. Nei social si è scatenato il dibattito tra chi li vorrebbe letteralmente cancellare e chi invece sostiene che per una volta l'anno si possa portar pazienza. Di certo il forte odore di bruciato è stato avvertito anche per tutto il giorno seguente. Sabato sera, mentre ancora le cataste bruciavano, i sindaci hanno messo le mani avanti chiarendo che il Panevin non si tocca. Togliere la tradizione significa cancellare l'identità del popolo e secondo me gli arcadesi e i veneti non lo meritano, quindi abbiamo voluto assolutamente che il Panevin continuasse. Alle spalle delle tre location che noi abbiamo trovato 8 anni fa. E da qui, finché almeno ci sarò io, non si muove. Da Arcade a Soller, nel cuore di Fontanelle. Bisogna anche trovare anche la soluzione qui, pertanto avevo detto non alziamo il Panevin, accorciamolo, teniamo abbastanza compatto, ma sì che la tradizione continui e soprattutto anche per i ragazzi che continuare questa nostra bella tradizione. Un fuoco per bruciare le cose negative, lasciarsi alle spalle l'anno vecchio, ma anche un momento per esprimere desideri per l'anno nuovo. Sentiamo. Ecco il Panevin che inizia ad ardere, vedremo dove andrà il fumo. Cosa bruciare di questo 2018 che se n'è andato? Non lo so, tutto credo. Tutto da bruciare? Tutto, dai. E auspici per il 2019? Tanta salute e tanta fortuna a tutti. Cosa bruciare del 2018 che se n'è andato? Tutte le cose vecchie. Tutte le cose vecchie. E invece quali sono gli auspici che vorreste per il 2019? Prosperità, salute e felicità. Un anno prospero, di lavoro, di felicità, di valori. Miracoli o cose raggiungibili? Perché di questi tempi... No, raggiungibili. Le cose piccole sono le cose semplici, sono le cose più importanti e quindi puntiamo su queste. Per noi è stato un anno duro, speriamo che il 2019 sia migliore per noi e per tutti. Che sia un buon anno, un anno di cambiamenti per tutti quanti e basta, questo può bastare. Allora cosa vi aspettate? Perché dicono che FAIVE va a mattina, e quindi? Poi va a Farina. Quindi è un po' duretta? Speriamo no. No, ma adesso gira, Aspettiamo dove arriva il fuoco, adesso gira. L'ottimismo non si molla mai. Esatto. Zai ha detto che questo è il falò buono per l'autonomia quest'anno, cosa dite? Speriamo. Zai ha detto che questo è l'anno buono per l'autonomia. Buono. C'è da sperare? Sì, speriamo bene, bisogna sempre sperare, sempre. L'importante è che le cose cambiano, che vanno meglio come vanno adesso. Tra i desideri della Marca trevigiana c'è anche la richiesta di nuove abitazioni in tutta la provincia. C'è un paese, c'è un comune, Cornuda, dove il sindaco sta trasformando progressivamente le ex fabbriche proprio in scuole ma anche case. C'era una volta Cornuda, paese dove la densità di occupazione era più del doppio della media provinciale. Lo testimoniano monumenti vuoti come questo, che tutti ricordano come la culla dello scarpone da sci e in genere della fortuna economica dell'intero comparto calzaturiero del Montebellunese. Il marchio era Munari, impresso laddove oggi il cemento si sta inesorabilmente sbriciolando. Tempi passati, non solo qui dove il Rudere sta in piedi in attesa del dopo Veneto Banca, ma anche lungo la strada per Maser, dove un tempo il locale salumificio insaccava chilometri e chilometri di delizie per la tavola. Anche qui tempi passati, il presente sono questi spazi vuoti, devastati e abbandonati. Vale per qui sotto, ma anche per il glorioso Cinema Spinetta, che per i partiti delle TV locali era diventato la sede di Telemarca, ancora oggi testimoniata da questa parabola. Scheletri di un passato che non ritorna, ma che diventa ingombrante. Fallimenti, aste deserte e il rischio che diventino buchi neri per spaccio e malavita. Così il sindaco Sartora ha pensato bene di comprare il comprabile per trasformarlo a favore della comunità. Complesso industriale e commerciale, fermo da anni, in stato di completo abbandono, che noi come amministrazione comunale abbiamo voluto acquistare e oggi verrà trasformato nei prossimi anni, insomma verrà trasformato in un polo scolastico. Qui la demolizione inizierà la prossima settimana, mentre si è conclusa da poco per un altro buco nero, ovvero l'ex fornace nell'area Cenacchi.
Qui abbiamo risolto acquistando un lotto, un pezzo di terreno per 5.000 metri quadrati, facendo un accordo con un privato che con il ripristino recupererà altri 15.000 metri quadrati in residenziale. Perché qui sta l'altra novità da Cornuda? In un tempo dove nella Marca tante abitazioni sono sfitte, chiuse, in vendita, qui è caccia aperta per non emigrare. A Cornuda la richiesta c'è, purtroppo mancano le aree a disposizione, ecco, e i prezzi comunque dei terreni proprio per questi sono molto elevati rispetto ai territori limitrofi, e questo porta anche a un problema di emigrazione delle giovani coppie dal territorio di Cornuda. A Montebelluna adesso, con il salvataggio davvero singolare di un micio, un lavoro complesso con tanto di videosonda e rottura del tubo in PVC nel punto esatto del giardino in cui un gatto si era incastrato in un tratto di fognatura. È la missione, chiamiamola così, portata a termine dai Vigili del Fuoco di Montebelluna, chiamati da una signora che, avendo perso di vista il suo gatto, ne aveva percepito i miagolii provenire dall'interno della conduttura. Il micio, entrato nella canaletta dell'acqua piovana dell'abitazione, evidentemente non era più in grado di invertire la marcia ed era perciò stato estratto dall'apertura praticata dalla superficie, per ottenere la quale è stato letteralmente smontato per alcuni metri un vialetto selciato, come abbiamo visto in queste immagini dal foro. È infine uscito, abbiamo visto, il musetto del felino bianco e nero perfettamente illeso, a parte un piccolo graffio sul muso. Questo quanto fatto oggi dai Vigili del Fuoco di Montebelluna per salvare il micio. Non è invece riuscita a salvare la situazione, parliamo dello sport, la De Longhi contro Udine, seconda sconfitta consecutiva, epifania amara per i trevigiani. Noi eravamo in ottimo momento e, come succede in tutte le stagioni, poi dopo bisogna prepararsi, quando si è in quei buoni momenti, a anche i momenti un po' più difficili. Treviso abbiamo un problema, e non solo, perché il secondo stop consecutivo, stavolta contro Udine dopo la sconfitta di Piacenza, risucchia la De Longhi nel gruppone delle inseguitrici della Fortitudo a quota 22 punti in classifica, staccata dalla capolista, ma anche perché, se tutto ultimamente era sembrato girare alla perfezione o quasi, adesso la musica pare cambiata. Certo, le assenze di Barnett e Lombardi hanno pesato contro i friulani, vincitori per 77-63. Ma da uno che ha sempre predicato gioco di squadra e forza di gruppo non si aspettano alibi. In realtà la differenza, il break è stato scavato ancora con un pessimo inizio, purtroppo è una cosa che non riusciamo a tutti gli effetti a approcciare le partite con un po' più scioltezza e soprattutto con efficacia difensiva. Primo imputato la difesa dunque, ma non solo, basta osservare le percentuali dalla lunga distanza. Noi abbiamo tirato 5 su 25, loro hanno tirato 9 su 19. Dal 20% al 47% naturalmente cambia molto. Siamo stati anche abbastanza disciplinati sulle palle perse, ma le nostre palle perse spesso sono pesanti. Quindi sì, non abbiamo avuto non quella freddezza, però non abbiamo avuto continuità. Udine praticamente sempre padrone del campo, come una replica di quanto accaduto contro Piacenza. Il girone d'andata finisce dunque nel peggiore dei modi per Treviso. Ora il giro di boa per ripartire, a cominciare da Ferrara. Sono momenti così, è un momento, venivamo a 2 mesi perfetti, stupendi, adesso è un momento di difficoltà a tutti gli effetti, e in questi momenti le grandi squadre devono fare le cose migliori della stagione. Acqua e gas, occhio alle truffe, fra pochissimo a 20:10 con Ferdinando Avarino, ospiti in studio per parlare proprio di questo tema importante. Raffaele Baratto, presidente di ATS, nonché parlamentare di Forza Italia, e Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Quindi occhio alle truffe su acqua e gas, tutti i consigli utili, quindi prendete carta e penna per segnarvi i consigli che fra pochissimo vi daranno gli ospiti di 20:10. E poi alle 21:15 la prima serata di Antena 3, ovviamente torna Ring, essendo oggi lunedì, il nostro talk show sulla grande attualità, reddito agli stranieri e sindaci in rivolta, 2 grandi tematiche insomma che sono molto calde in queste ore. In studio, sempre con Ferdinando Avarino, Alessandro Bisato del Partito Democratico, l'ex sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, l'onorevole Dimitri Coin della Lega e Raffaele Freda di Forza Italia. E adesso ci lasciamo con le immagini di un presepe, continua il nostro viaggio tra i presepi della Marca. Il presepe è quello della famiglia Pillon di San Martino di San Biagio di Callalta, e vediamo allora la natività realizzata, presentata dai piccoli Luca e Jenny e dal loro nonno Galiano, e con questo ci salutiamo, grazie e arrivederci.
L'ha costruito mio papà con mia sorella. Hanno lavorato circa 10 minuti al giorno, ci hanno messo un mese. Che particolarità ha questo progetto? Che la prospettiva è spostata e non è centrata, parte da là e si allarga per di là. Da in fondo parte un lago, cioè parte un fiume, che va a finire in un lago e ritorna con una risorgiva, fa una cascata e finisce in una grotta. Da lì noi abbiamo messo il pescatore. A tutti i telespettatori auguriamo buone feste e buon anno. Offspring of the Virgin's womb. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con foschie e locali nebbie sulle pianure, specie sulla parte centro-meridionale spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Temperature minime tra gli 0 e 2 gradi, massime comprese tra 1 e 5 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza coperto con possibili deboli piogge sparse in tutti i settori. A nord possibili deboli nevicate sparse fino a fondovalle. In serata schiarite e probabili nebbie con possibili locali formazioni di ghiaccio. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra i 3 e 6 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, sui confini alpini saranno possibili locali nevicate a bassa quota. Temperature minime tra i -2 e -4 gradi, massime oscillanti tra gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.